Buongiorno, lanciamo qualche sfida. Vediamo, abbiamo lanciato una sfida a 10 minuti. Vediamo chi accetta. Vediamo se qualcuno accetterà la nostra sfida. Magari possiamo anche lanciare una sfida parallela a un altro tempo. Ok, ci hanno accettato. Va bene, abbiamo il bianco. Adesso giochiamo i 4. Ancora una volta C5. Giochiamo cavallo F3. Ci hanno fatto i 6. Giochiamo un'ala più ritardata. Vediamo cosa farà il nostro avversario, che è cavallo F6 e 5, cavallo D5 D4, preparo la presa. A questo punto lui farà D6, probabilmente io giocherò alfiere C4 al Rocco, che è cavallo C6, alfiere C4. Voglio arroccare, per ora tutto in ordine, no? Questa apertura, ok, il cavallo B6 qua non si considera granché, avrei dovuto giocare probabilmente altre cose. Potrei andare in D3, ma che vado in B3, che va bene, e che probabilmente qua lui avrebbe dovuto giocare D6. Ora, ok, ha giocato D5, che secondo me è un errore. Posso giocare anche cavallo C3. Il punto è che lo inizierò ad attaccare. Questa è come una francese di spinta, ma il cavallo in B6 non fa nulla di buono, è inutile. Ok, alfiere B4, ma alfiere B4 non serve a molto. Anzi, potrei anche dire che non serve male una struttura così. Ora posso arroccare, ma posso anche giocare in modo un pochino più violento. Potrei già giocare subito con H4 per iniziare a fare cose spiacevoli nell'ala di re. Se gioca H6, diciamo che il suo arrocco sarà più indebolito. Certo, potrebbe ancora arroccare lungo, ma se arrocca lungo ho vantaggio di spazio anche nell'ala di donna, no? E probabilmente non sarebbe granché per lui. H4 è una mossa tipica, un'altra mossa possibile è arroccare, no? Probabilmente un'altra cosa che dà vantaggio. Ma H4 vuole arrivare a conclusioni più immediate e che in alcuni casi il re è già sviluppato anche andando in G1, no? La torre è già sviluppata sulla colonna H. Adesso vorrei vedere cosa vuole fare. Io voglio continuare ad avanzare, voglio indebolirlo, che ha fatto cavallo A5. Diciamo che l'alfiere lo teniamo, no? Perché darlo? Questo alfiere è importante, alfiere C2, l'alfiere si porta anche in quest'ala. Se rocca corto perde per il dono greco. E si va a casa. Se fa donna C7 posso fare che donna D3, sempre B per C3 va bene. Siamo felici. Ok, alfiere D7. Che cosa volevo ora fare? Ora vuole occupare questa casella. Arrocchiamo. Il punto è che secondo me questa casella, cioè l'occupazione di tale casella è un po' fine a se stessa. Può fare alfiere B5, vado in E1, ho una debolezza, ma è che molte volte questo pedone, cioè che lo posso anche lasciare, cioè glielo posso anche lasciare in presa, lui non ha capito che secondo me, cioè i giochi stanno per finire. Ora ha fatto torre 1, occupa una casella forte, ma allo stesso tempo, pur occupando una casella forte, potremmo dire che il cavallo blocca anche la colonna. A questo punto potrei giocare torre 1, come ho detto, alfiere A3 no, potrei giocare A4, no, per fare A5 in qualche momento, non sarebbe male perché secondo me è abbastanza, gli darebbe un po' di fastidio perché se fa A5 si indebolisce un po'. Facciamo A4. Tanto per rompere le scatole perché potrei inserire un A5 in ogni momento. Oh, questo cavallo è bello, debolezze strutturali, ma è bello da vedere ma non fa nulla allo stesso tempo, no? E vorrei iniziare ad attaccarlo così nell'ala di re, no? A4 gli fa anche capire che se vuole cambiare dei piani a rocco a lungo sono pronto ad attaccarlo anche nell'ala di re. Che il cavallo in B6 secondo me non fa molto. Io adesso aspetto che giochi A5 e non so, dopo A5 potrei pensare a giocare H5 o ma cavallo G5 e donna H5 uno dei piani più tipici. Sempre la coppia degli alfieri, questo alfiere per ora, ok, se va in A3 comunque mi cambierebbe non il suo cavallo forte, ma per ora, cioè anche se per ora il mio alfiere è più passivo del suo cavallo, secondo me ha più potenziale nel futuro, ho più spazio, anche due cavalli che lottano per la stessa casella, quindi questa secondo me è una posizione apparentemente buona per lui, ma non è granché. Si vuole giocare cavallo G5, donna H5, questo è il mio piano standard. H5, cavallo H2, donna G4, prendere spazio nell'ala di re e iniziare a dargli fastidio. Che ha giocato A5 come mi aspettavo e ora potrei giocare cavallo G5, donna H5. Secondo me è una delle idee che gli scusa, ho toccato. Questa è una delle idee che gli darebbero più fastidio, cavallo G5, donna H5. Ora diciamo che non arroccherà corto, no? Se gioca H6 posso giocare donna H5 perché se prende in G5 inchiodato gli creo già dei problemi. Adesso H6 donna H5, se poi mi fa G6 posso sacrificare in G6
e avrei presto un attacco decisivo. Ora sono curioso di vedere cosa gioca, perché secondo me è già un po' in crisi, no? Su donna E7, donna H5, ok, a questo punto donna H5, no? Come si era detto, e che ora stiamo minacciando questo pedone. Se gioca donna E7 posso prendere in F7 e se mi prende in F7 può arrivare alfiere G6 inchiodando la donna. Se gioca torre F8 dovrei pensarci, non so se funzionerebbe un'idea così. Se gioca torre F8 potrei anche tornare indietro, potrei mettere il cavallo in H7, su torre G8 potrei vedere se giocare alfiere per H6, G per H6 e cavallo F6, sarebbe al centro, ma ok, è tutto da vedere, no? In realtà non ne sono sicuro. Questo si vedrà più avanti. Su torre F8 posso anche tornare indietro, posso tornare in F3 o posso tornare in H3, poi inizio a giocare F4, F5. Di nuovo questo pedone non lo vedo debole perché il suo cavallo è bello da vedere, è bello a vedersi ma non ha caselle, non può andare da nessuna parte. Cioè il cavallo domina l'alfiere ma l'alfiere domina il cavallo allo stesso tempo. Sto pensando se sposto il cavallo posso difendere il pedone facilmente ma non ha case dove spostarlo. È un paradosso. Secondo me ora l'unica mossa che ha per difendersi è torre F8. Ok, torre F8, come pensavo. Va bene, adesso vediamo un po' cosa potremmo giocare in questa posizione. Allora, è che cavallo H7 è molto interessante perché se gioca a torre H8 varie idee. Potrebbe essere possibile ma anche magari alfiere G6 per dargli fastidio. Via cavallo H7, torre H8, alfiere G6, se fai per G6, donna per G6, avere un certo attacco. Sì, diciamo che sarebbe allettante quantomeno. Allora, sarebbe assai allettante, no? Ricapitoliamo un attimo. Cavallo H6, torre H8, alfiere G6, se va in E7. Allora, stiamo meglio, no? Quindi non abbiamo bisogno di tutte queste cose. Cavallo H7. Se va in G8, potrei scegliere di prendere in H6, dare scacco. Cioè, che è estremamente allettante una continuazione di questo tipo. Potrei anche giocare cavallo H7, torre H8 e donna G4 per dare fastidio, forse è una delle cose più normali. Posso fare cavallo H7, torre via, tipo in H8, donna G4, inizio a bombardare il punto H7, no? Il che sarebbe fastidiosissimo per lui. E alfiere A3 non posso, è una delle poche cose buone che fa questo cavallo contro... Sì, cavallo H7, no? Cavallo H7 deve essere, che gli do già un certo fastidio. Se fa torre G8 posso fare anche... Ok, torre G8, va bene, ora ho varie idee, posso giocare anche alfiere G6 forse, interessante, ma... ok, come dicevo prima, giochiamo donna G4 che inchioda il pedone in G7, donna G4 mi accingo a giocare alfiere per H6 la prossima, perché è inchiodato, e sta già iniziando, no, l'attacco contro la sua ala di re. Questa Alapin è una francese cattiva, cioè torniamo indietro. Quando noi giochiamo la francese di spinta non abbiamo mai un cavallo così mal piazzato, e penso che questo attacco sia decisivo per noi. Potrei, se qualcuno interessa, potrei anche creare un corso sull'Alapin contro la siciliana. Questo potrebbe essere un'idea, perché penso che non ci siano, no, su Matto Scacco antidoti contro la siciliana, no, non mi ricordo. Mancano 5 minuti allo scadere del tempo del nostro avversario, noi ne abbiamo 6,37. Ora minaccio alfiere per H7, minaccio di fare man bassa di pedoni su G per H6, donna per G8 il pedone, e in G7 sta subendo un'inchiodatura relativa, non un'inchiodatura assoluta. L'inchiodatura assoluta è quando dietro ci sta il re, nell'inchiodatura relativa dietro al pezzo inchiodato ci sta un pezzo con maggior valore, dove di solito muovere, no, il pezzo inchiodato non è conveniente. Se fa G6 per provare a avviare il cavallo mi dà la casella F6 che non vedo cosa fa, se sposto la torre dall'inchiodatura cade G7, se fa H5 prendo in H5, mi sembra che tutto questo sia il principio della fine per lui. Se fa donna E7 prendo, su F6 posso prendere col pedone, posso anche prendere con il pedone, mi dimenticavo, sto iniziando anche cavallo F6, no? Perché su G per F6 prendo in G8 con probabile vittoria del bianco. Stavo vedendo una continuazione bella, per esempio cavallo F6, vediamo chi mi segue alla cieca, G per F6, donna per G8, Re 7, pedone per F6, Re per F6, e poi alla fine di tutto alfiere G5 infilata, su H per G5, la donna in G8 torna in G5 da matto, Re in F6. Ok, ho giocato torre H8, ma ora inizia a cadere tutto, prendo.
e la partita è finita. Non so cosa possa fare. Minaccio la torre, minaccio cavallo F6, probabilmente dovrà dare la torre, allora che posso prendere, oppure forse, visto che se prendo in H4, ok, poi prendo in H7 comunque vinta, forse la cosa più precisa è dare prima scacco, re qui, e donna per H7, così non può nemmeno prendere in H4. Sì, ecco, prendi in H7, prendi in H4, prendi in H6 e vinta, do prima scacco meglio, poi prendo. E ora prendo. E che non ho fretta di cambiare i pezzi. Poi se mi fa donna G8 posso cambiarla e poi prendere in H6, o se fa donna G8 posso prendere in H6 poi alfiere G5 e continuare l'attacco. Avevo detto che questo alfiere era potenzialmente più forte del suo, ma è che tutta l'ala di re era debole, cioè il solo fatto che un cavallo ha fatto donna G8, posso cambiare le donne e vincere il finale. Se cambio le donne, prendo in H6, poi do scacco in G5, gioco F4 e spingo il piano H fino a promozione, posso anche prendere in H6. Cosa facciamo? Continuiamo a giocare per l'attacco o cerchiamo la vittoria professionale? Perché se prendi un H6 è finita. È che in tutti e due i casi è finita. Quindi non saprei. Facciamo la vittoria professionale. Cioè, ok, donna per H6 più veloce, probabilmente è meglio, no? Voglio solo far vedere che ora faccio alfiere G5, F4, difendo l'alfiere, poi spingo il pedone H che è una facilità talmente... Cioè, che è così facile che non si può non giocare così. Ok, ho fatto F6, bene, scacco, ora su Re G7 H5, va bene. A questo punto ok, voglio spingere il pedone, potrei fare F4 anche, che fa cavallo E3, l'unica cosa che deve essere sempre vinta. Va bene, allora proviamo a giocare un po' meglio, allora proviamo a prendercela con più calma. Gioco prima torre 1, ok, poi giocherò F4. Ok, messo lì il cavallo e non so cosa voglio fare. Ok, quindi dicevo posso fare F4 e spingere il pedone H, ma non nemmeno tutta sta fretta. Posso fare anche alfiere F4 e iniziare a spingere tale pedone. Posso anche fare prima F3 se voglio. Allora facciamo alfiere F4 magari. Facciamo alfiere F4. Alfiere F4. Non so cosa farà. E poi posso già spingere, no? E il problema è che con il pedone H posso anche ridare una qualità. Io voglio spingere il pedone fino a donna. Cioè, ripeto, probabilmente la continuazione migliore prima sarebbe stato donna per H6 mantenere le donne, ma volevo giocare questo finale. Ok, cavallo C4 ancora non fa nulla, bene H5, quello che dicevano, H6, H7, alfiere, allora volevo fare H6, H7, alfiere E5, promuovere. Non vedo cosa possa fare. Ok, no, alfiere E5 ora non più, ma vabbè, comunque vinta. Potevo anche prenderlo, potevo semplificare, ma non ne vale la pena. E il cavallo F5, va bene. Ora cosa posso fare? Posso giocare alfiere per F5 e H6, è comunque vinta, ma ancora penso che probabilmente non ne vale nemmeno la pena, perché posso giocare F3, G4. Ma vabbè, facciamo questa, che non so cosa voglio fare lui. Bene, a questo punto gioco H6. È complessa, no? Questo pedone vince. F3, F2. C'è qualità in più e pedone H. Probabilmente anche senza qualità si vincerebbe. È abbandonato. Sì, non c'era più nulla da fare. Cioè il finale è vinto facilmente. Ma ripeto, probabilmente qua il nostro migliore, probabilmente qua sarebbe stata donna per H6, quella che avevo detto, no? Ma perché poi do scacco, metto qua la donna, spingo il pedone, volevo solo far vedere il finale. Ora in questa variante dell'Alapin, se volete un antidoto interessante contro la siciliana, posso preparare l'Alapin in un corso per matto scacco. Comunque, no, qua dicevo, in questa posizione in nero di solito gioca di 6, alfiere 7 al rocco, no? Perché alfiere per D5 in realtà non fa paura, cioè al bianco non conviene prendere in D5 perché
Cioè, il nero avrebbe momentaneamente dei piedini doppiati, ma cioè, che poi si sdoppiano, no? Perché c'è questa tensione. Cavallo B6. H4 penso che sto già abbastanza meglio, no? Perché è quello che dicevo che lui può prendere, ma cioè, anche se prende, no? No, non mi sembra che abbia qua giocato alfiere di 7. Arrocco questa secondo me è una certa finezza. Cavallo G5 inizio già a dare fastidio. Volevo far vedere che se lui arrocca, penso che perde sempre per il dono greco su Re G8 questa. E poi do matto, praticamente imparabile, no? Perché posso qua, anziché iniziare subito così, prima catturo, poi torno indietro, tac, 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 e matto. Se Re viene H6, non so, doppio. Scacco doppio e doppio attacco, su Re G6 H5, Re H6 scacco doppio doppio attacco, Re F5 matto, e che qua ho giocato A5, qua il cavallo bello da vedere, il cavallo bello da vedere. E penso che Petrosian in un suo libro chiamato Un cavallo così che è come una tigre di carta, strano, no? Una metafora strana, non l'ho mai sentita. Cioè che sembra una tigre, no? Un cavallo così sembra bello, ma non è pericoloso, forse sarà un detto russo, non lo so. Comunque che cavallo G5, H6 per scacciarlo ma non lo scaccia, su H per G5 perde, su G6 vinco perché prendo in G6, su H per G5 perde come sempre, no? E perde, su F per G6, donna per G6 e matto, no? In poche mosse. Su donna E7 prendo in F7, minaccio la torre, se sposto la torre perde per varie ragioni, no? Metto qua il cavallo, prendo tutto, è completamente vinta. Probabilmente prendere in H6 forse è meglio, perché poi arriva alfiere G5. E se su donna per F7 alfiere G6 con inchiodatura assoluta contro la donna e vinco. Arrocco dovrebbe perdere per varie ragioni. Un'idea semplicemente potrebbe essere cavallo H7, minaccio la qualità su torre 8, una cosa così deve essere distruttiva, probabilmente anche altre cose, forse cavallo F6, ma questa deve chiudere il gioco già, perché su G6 sacrifico l'alfiere e do matto, troppi attaccanti, su G per H6, donna per H6 con la minaccia imparabile di cavallo F6, che sarebbe anche matto dalla donna se fa F5, comunque deve perdere cavallo F6, se dalla donna perde, su Re F7 anche qua deve perdere, scacco, 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 è matto, che non ha difensori, si vede a occhio. Quindi qua ho giocato torre F8 e qua cavallo H7. Su torre H8 in ogni caso donna G4 devo vincere, perché questo pedone è indifendibile, su G6 posso vincere in vari modi, cavallo F6 ma anche alfiere per G6, no? Deve vincere, minaccio cavallo F6 dopo, se prende qua devo vincere. È matto? Beh, non matto no, ma è finita. Oppure prendo la torre anche, no? Prima, prendo prima la torre, no? Poi cavallo F6, è finita. Quindi qua gli ho giocato no, gli ho giocato torre G8, questa, minaccio cavallo F6, qua è andato via e ho preso, qua era finita come dicevo. Qua ho dato prima scacco, e qua la mossa più precisa era questa, che avrebbe vinto subito, penso. Ma ok, ho deciso di giocare il finale, comunque. Solo per far vedere un finale così e senza rischi, qua abbandonato, no? Perché cioè, non ha senso continuare, perché non ha cose su cui giocare, non può muovere nessun pezzo, cioè F3, F2 migliora la mia posizione, poi non so, raddoppio, no? Sulla colonna E lascio anche A4, poi entro, li mangio tutto, spingo in H7, non lo so, cioè qua è molto piacevole per noi. Spero che questa partita vi sia piaciuta, alla prossima, ci vediamo presto con altre partite.